Ciao babes! Oggi vi parlo un po' di come sono andati avanti i lavori nella nostra casa che abbiamo da poco acquistato. Da come potete vedere, rispetto all'ultimo video ho le porte e le adoro! Sono una roba allucinante, sono bellissime, non a caso le ho scelte io. Sono pazzesche, ve le voglio far vedere bene. No, dico, quelle sono questi tre rettangoli che vedete sulla porta, si chiamano bugne. Sono tre bugne. Vabbè, lasciamo stare. Poi quando faremo il tour ve le spiegherò meglio. Sono stupende. Comunque, oggi andrò un po' a vedere insieme a voi come si sono svolti i lavori. Sono iniziati praticamente alla fine, inizio maggio, non mi ricordo preciso la data, ve la scrivo qui sotto magari. Sono iniziati la prima o forse la seconda settimana di maggio, quindi molto più tardi rispetto a quello che noi ci aspettavamo, più che altro perché abbiamo fatto tardi noi, nel senso che c'è stato molto da discutere sulla ditta da scegliere, e questo ve ne ho parlato un pochino anche nel primo video riguardo a questi episodi. Abbiamo poi scelto finalmente la ditta insieme al tecnico e abbiamo iniziato questi benedetti lavori. Da come potete vedere nelle immagini, loro sono entrati perché le ditte di muratori funziona così, raga, cioè entrano, iniziano a rompere e tu non capisci più niente, quindi non è che puoi fare ragionamenti eccetera, quello che è. Quindi sono entrati e da come vedete nel filmato hanno iniziato a rompere. Dice che più di questo comunque non si potrà stringere e poi c'è da cambiare sto tubo e questo era un po', diciamo, l'inizio di tutto, nel senso che fino ad allora noi avevamo ipotizzato come potesse essere, come bisogna fare, quando bisogna iniziare. In quel momento lì io e mio marito ci siamo resi conto che stavamo intraprendendo un percorso dal quale non si poteva tornare più indietro, un percorso emozionante, fantastico e anche difficile da affrontare, perché poi durante i lavori ci sono molte cose che tu vorresti rivedere, e se riesci a fare se sei lì sul posto a seguire costantemente come va avanti, magari riesci a come dire, magari riesci ad avvisare il capocantiere o i muratori o chi che sia, insomma, o gli ingegneri che si assume la responsabilità di eventuali modifiche, altrimenti tutte le altre che fate dopo, e magari anche cambiando quello che già è stato fatto, deve essere pagato a parte. Siccome noi avevamo un budget molto ben definito, asciutto, preciso, e non volevamo assolutamente uscire fuori da quel budget, allora questa cosa mi ha assorbito tantissimo tempo, quindi io sono stata costantemente sul cantiere per evitare che alcune cose venissero finite prima che io decidessi come le volevo. Ed è stato molto difficile perché giustamente loro avevano 40 giorni per fare il lavoro e corrono, cioè raga, i muratori corrono, non riesci a starci dietro, non gli puoi dire guarda, ho cambiato idea su questa cosa, possiamo modificare? No, cioè è meglio farlo sempre in anticipo, dopo ti trovi decisamente male. E ho imparato anche un'altra cosa che le ditte di lavori calcolano. Quando ti fanno un preventivo e un contratto, nella loro testa c'è sempre la possibilità di recuperare ancora altri soldi, quindi di chiedere altri soldi al cliente man mano che i lavori vanno avanti. Questo loro lo mettono praticamente come cosa quasi sicura. Questa cosa qui con noi non ha funzionato perché abbiamo messo giù un contratto proprio al cavillo, cioè tutto segnato, preciso, per bene, per evitare di uscire dal budget. E quindi diciamo che con il trascorrere del tempo la ditta, cioè il capocantiere, si è un po' risentito di questa cosa, si è pentito quasi di aver firmato il contratto, perché qualsiasi cosa che lui ci proponeva come extra noi dicevamo di no. Ma non perché siamo cattivi o perché siamo milionari e non vogliamo investire un pochettino di più in delle persone che stanno facendo un lavoro per noi, semplicemente perché se io ho messo giù un contratto e ho quei soldi a disposizione e ci vado proprio filo,
non ho voglia di spenderci altro dopo, e non è che non ho voglia, non ci sono, cioè poi devo tenere presente soldi per l'arredo, il corredo, e quindi non ci escono questi altri soldi. In più tutta questo contratto non includeva i lavori da fare sul terrazzo, quindi onestamente qualsiasi piccola cifra mi rimaneva per sostenere ulteriori spese, avrei preferito versarla per, che ne so, appunto finire, dare una decenza al terrazzo che era veramente orribile, piuttosto che spenderli in che cacchio ne so, un allarme super mega galattico o altre cose che onestamente non mi interessano. Cioè mi interessano le cose sì belle ma funzionali, poi le cose belle alla fin fine ci penso io con l'arredo e riesco a sistemare. Per cui questa cosa non è andata molto giù al capocantiere, che si è un po' indispettito, capito? Non mi saprei spiegare come. Io ho scelto questa ditta perché mi avevano fatto un preventivo buono, cioè che poi non è una ditta, appunto. Questo capocantiere è una persona, un imprenditore che prende altre persone a lavorare con lui, quindi non è che lavorano sempre con le stesse persone. Ho scelto però questa azienda, diciamo così, perché mi davano l'idea di un'azienda giovane, quindi che avesse voglia di lavorare e che non costasse l'ira di Dio. Però io non dirò il nome perché onestamente non mi sono trovata malissimo, però suggerirla anche no. Alcune cose abbiamo avuto problemi anche perché sono scritte nel contratto, ma quasi si rifiutavano di farle perché dicevano di essere usciti fuori loro con il budget. Ok, posso capirlo, però non è una questione che interessa a me. Nel momento in cui tu firmi il contratto, sei una persona adulta e consenziente, hai letto, io presumo che tu abbia letto il contratto, lo hai firmato, io non ti devo altro, cioè te mi devi portare a termine il lavoro che c'è scritto sul contratto e non pretendere altro. Puoi pretendere altro nel momento in cui io ti dico guarda, voglio quest'altra cosa cambiata, guarda, aggiungiamo questa cosa qui, ma non mi puoi dire ma se tu che poi molte cose, ve lo dico perché per esperienza ormai, non fidatevi della serie. Io a parole, le parole vanno via col vento, perché a parole tantissime cose mi erano state promesse e non sono state eseguite. Quindi qualsiasi cosa, qualsiasi minuzia, qualsiasi richiesta che voi facciate, fatela mettere scritta. Io non ci sono stata tantissimo dietro a questa cosa perché se ci avessi tenuto veramente allora magari l'avrei fatto mettere scritto, ma mi sono detta alcune cose ci possiamo arrangiare noi, altre cose non sono fondamentali e quindi andiamo avanti così. Però parecchie cose che mi erano state promesse a voce, io ve lo dico, mi sono state negate dopo, quindi non è una bellissima cosa. Anche per questo motivo le persone che non sono di parola, lascia stare che abbiamo fatto il contratto eccetera, però le persone che mi dicono una cosa, me la promettono e poi dopo non vengono meno, onestamente non meritano il mio rispetto. Al di là di tutto, comunque i lavori mi sono stati fatti discretamente, alcune altre cose ovviamente come vi ho spiegato le ho finite io, le dovrò ancora finire io, altre mi sono state fatte onestamente un po' di merda, scusate il termine, e infatti dovremmo aggiustarle noi. Quindi abbiamo pagato comunque una cifra considerevole, cioè nel senso, per quanto riguarda me, per quanto riguarda la spesa che uno deve investire su una ristrutturazione di una casa, ristrutturazione parziale stiamo parlando, noi non abbiamo abbattuto giù le pareti, non abbiamo rifatto tutte le pareti, non abbiamo cambiato gli infissi, cioè abbiamo fatto il minimo indispensabile, abbiamo messo a posto le pareti, tinteggiato, messo su un parquet che non era nemmeno, cioè non abbiamo nemmeno tolto via i pavimenti per dire che, perché quello costa di più, quindi abbiamo lasciato i pavimenti vecchi, abbiamo messo il parquet sopra. Ci sono state tante piccole, abbiamo sgomberato noi come avete visto nei video precedenti, quindi ci sono state tante piccole cose che ci hanno fatto abbassare di parecchio il budget, però a quanto pare non sono bastate per portare avanti il lavoro con la cifra che noi avevamo pattuito nel contratto. A me questa cosa non è andata molto giù, onestamente. Siamo indubbiamente felici perché portare negatività quando si attraversa un periodo così importante della propria vita, l'acquisto di una casa, portare negatività non fa bene, quindi siamo veramente tanto felici. Oddio, nel dire questo mi emoziono. Siamo felici perché è la nostra prima casa che abbiamo comprato con tantissimi sacrifici durante gli anni,
e onestamente io in questa casa credo moltissimo, perché per me è come un investimento, io ci filmerò qualsiasi cosa, infatti non vedo l'ora che sia finita. Purtroppo per quello dobbiamo aspettare fine settembre, perché tante altre cose sono slittate causa Covid e tutta una serie di cose. Però al di là di questo i lavori alla fine ci sono piaciuti, cioè sono venuti bene. E il terrazzo, farò un episodio speciale sul terrazzo, perché l'ha fatto interamente il mio papà, insieme all'aiuto di Luciano e di mio fratello Davide, in realtà anche con l'aiuto mio e di mamma. Insomma, è stato un progetto di collaborazione, di squadra, di famiglia, a cui tengo tantissimo, per cui tengo tantissimo spiegare com'è andata, quindi farò un video a parte. Detto questo, come potete vedere, i bagni sono stati completamente distrutti, rifatti da zero, e il bagno grande in particolare ho visto che dopo la ristrutturazione ha guadagnato il triplo della luce, perché c'era praticamente, prima c'era al centro del bagno una doccia altissima, che quindi entrando la luce praticamente veniva bloccata da questa doccia altissima, che aveva anche sto vetro grigio fumé, quindi molto scura, e non arrivava assolutamente luce sui lavabbi. Adesso che abbiamo battuto quella doccia, perché questo sarà il bagno della vasca, che arriverà sempre a fine settembre, e non potete immaginare quanto è bella la vasca, non vi anticipo niente, entra il triplo della luce, quindi questa per noi è una conquista incredibile. Io adoro la luce e adesso sto filmando a un orario tra l'altro non presto, sono le 17:11, e riesco ancora a filmare a luce naturale. Va bene che è estate, ma non sono nemmeno nella stanza dove c'è la luce al pomeriggio, per dirvi, no? Quindi questa casa è pazzesca a livello di luce, mi dà una sicurezza, una libertà di poter filmare dove e quando voglio, incredibile. E niente, i lavori sono proceduti per un bel po', 40 giorni, ma in realtà entro i 40 giorni non sono purtroppo finiti. Altri lavoretti sono venuti a farli nelle settimane successive. Una cosa positiva che posso dire è che noi avevamo calcolato di modificare la porta d'ingresso, quindi come si chiama la porta quando è forte, quando è bella, non mi viene, porta blindata, ecco, volevamo modificare la porta blindata vecchia. In realtà poi il capocantiere ha deciso di comprarla ex novo, perché diceva che quella vecchia, insomma, rimetterla a posto era più una faticata e costava di più piuttosto che comprarla nuova, quindi praticamente ce l'ha comprata nuova lui. Poi che l'occhiello non funziona e il pannello bianco dietro sia un bianco che non coincide con quello che ho richiesto è tutta un'altra storia. Però intanto, insomma, questa è una cosa positiva, che non abbiamo più una porta blindata vecchia ma nuova. Penso che sia tutto per oggi, magari vi lascio ancora qualche filmato se non ne ho messi tutti durante questo video, e ci vediamo al prossimo episodio. Vi mando un bacio grandissimo e spero che voi siate felici insieme a me, insieme a noi. Luciano oggi non c'è purtroppo, quindi sto filmando da sola, e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Che entra a quest'ora e dove arriva, pazzesco, bellissimo. Io ho aperto solo quella, non ho aperto quest'altra qua, quindi figurati. Pure questa, guarda, l'altra luce, bellissimo, cioè proprio la mattina qua sarà fantastico. Questo è per il wifi. Questa sarà la cucina. Dobbiamo controllare un attimo gli attacchi, perché probabilmente, forse, brutta cosa, forse non ci troviamo. Questa è la futura camera da letto. Ciao patatino. Ci sono gli attacchi lì. E qui c'è il futuro bagno. Adesso questo va ad essere arrangiato qui, forse per loro, e questi sono gli attacchi del mobile. La famosa piccozzatura, questa ho scoperto che si chiama così, piccozzano, non ho capito a quale scopo, ci sarà sicuramente.
Tu studi? Ma qui hanno messo la luce. Eccoci qua, questo è il bagno grande e praticamente hanno già quasi fatto tutto, nel senso che vabbè, poi si devono mettere le piastrelle, però insomma le pareti sono pure sopra nel soffitto, era tutto bucato ed infine ci sta la camera da letto che attualmente sta così e quindi insomma anche questo è da finire. Dico. Allora, adesso la casa praticamente è a metà lavori e infatti stanno facendo tutte le pareti. Questa è la lavanderia con tutta la parte lavatrice. Questo è il salotto. Qua ci sarà una bellissima clip di My Found Monde. Ci sono le prese sgabuzzo e cucina. Quella è la casa.